Bene, eccoci insieme anche oggi, puntata particolarmente interessante perché si è alla vigilia del via di un importante processo di partecipazione dal basso che interessa il Cadore, provincia di Belluno, quindi si chiama Green Deal Cadore 2030 e ne parliamo con Renzo Bortolot, che è il presidente della magnifica comunità del Cadore in collegamento da Zoppè, sempre nel Bellunese, mentre la magnifica comunità ha sede in uno splendido palazzo cinquecentesco a Pieve di Cadore. Detto tutto ciò, partirei proprio dallo spiegare che cos'è la magnifica comunità del Cadore. La magnifica comunità di Cadore è un ente un po' particolare. Oggi, diciamo, ha una motivazione di ente storico-culturale, ma la sua storia affonda le radici nel 1300 addirittura, quando era di fatto l'ente che governava il territorio, insieme alle regole che sono queste comunioni familiari, alcune ancora esistenti anch'esse, che si occupano appunto del territorio agro-silvopastorale. Allora la Magnifica era l'ente proprio che governava con una serie di rappresentanti di tutto il territorio. Quando poi nel 400 siamo entrati a far parte della Repubblica di Venezia, la Serenissima ci ha lasciato l'autonomia di governo, appunto, non solo amministrativa, ma anche per esempio della giustizia. Dopodiché varie vicissitudini, come capita spesso, Napoleone nel momento in cui scioglie la Serenissima, scioglie anche la Magnifica Comunità e crea i comuni. E così il nostro territorio si è ritrovato improvvisamente suddiviso in tanti piccoli comunelli, perché oggi siamo 22 piccoli comuni di fatto, che però ancora oggi, devo dire, si ritrovano con una forza identitaria all'interno della Magnifica Comunità. E ciò non solo per quanto riguarda le istituzioni amministrative che sono i comuni, ma anche, e questo forse è ancora più importante, da parte dei cadorini che riconoscono nell'ente Magnifica Comunità proprio il momento di sintesi come posso dire, spirito identitario che fa sì che qualche volta si riesca anche a agire insieme. Ultima domanda di presentazione, per chi come noi arriva dalla pianura, qual è il primo comune del Cadore? Per capire dove inizia. Inizia con Ospitale di Cadore, appena dopo Longarone, con un paese che guarda caso si chiama Termine, Ah, certo. Termine di Cadore. Eh sì. Allora, arriviamo a parlare di Green Deal Cadore. Dicevo prima, è un importante processo di partecipato dal basso che attraverso 14 tavoli di lavoro vuole individuare gli assi di sviluppo per i prossimi 10 anni. Quindi si guarda al 2030 con due importanti appuntamenti. Uno, naturalmente, sono le Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina, ma anche nel 2023 ci saranno i campionati mondiali di canoa ad Auronzo. Ecco, come si Certo. svilupperà questo processo? Ma è un processo, devo dire, che abbiamo ideato all'interno della magnifica comunità, grazie anche all'appoggio di una società di consulenza che devo citare perché ci ha dato veramente il là per avviare un processo nuovo che è Novia SRL. Bene, noi abbiamo costituito una sorta di gruppo di lavoro ristretto all'interno della Magnifica, con alcuni consiglieri, ma anche alcuni rappresentanti della società civile. L'abbiamo chiamata Assemblea per il benessere del Cadore, Assemblea dell'Alleanza per il benessere del Cadore. E da qui siamo partiti per ideare un processo nuovo poi, di fatto, che chiederà appunto a tutta una serie di rappresentanze del sistema territoriale, quindi istituzioni, rappresentanti di associazioni di categoria, ma anche il terzo settore associativo che è molto presente e ancora importante all'interno del nostro Cadore. Appunto abbiamo chiesto una partecipazione per partire appunto dal basso e immaginare, costruire insieme il Cadore di domani. Naturalmente il gruppo di lavoro ha individuato alcune tematiche particolari che sono le 14 tematiche dei tavoli e da qui partiremo proprio per delle idee progetto che costituiranno la base per il nostro piano di sviluppo, o meglio, piano di crescita di questo nostro territorio montano. Chi è titolato a partecipare ai tavoli? Ma allora noi abbiamo fatto una prima uscita di presentazione a fine settembre dove abbiamo invitato appunto tutti questi
diciamo, portatori di interesse, come si usa dire oggi, questi attori del sistema territoriale, e a loro abbiamo chiesto di indicare alcune persone rappresentative del loro settore, ma anche diciamo della società cadorina. Quindi non è una partecipazione in questo momento aperta a tutti, ma abbiamo comunque accolto anche delle richieste puntuali che ci venivano da alcune persone che riteniamo importanti. Siamo arrivati oggi a oltre 250 partecipanti e potete immaginare anche lo sforzo organizzativo che c'è stato in un momento come questo, che ci ha anche ritardato, perché l'idea era di riuscire a completare il processo i primi mesi di quest'anno, ma poi la pandemia ha coinvolto anche noi e quindi siamo un po' in ritardo, però siamo in ritardo, ma dal punto di vista dell'organizzazione ci ha dato una spinta anche per immaginare un modo diverso di ritrovarci. Questi 14 tavoli si riuniranno online a partire da sabato prossimo. Quindi grande entusiasmo, e devo dire che questo progetto, per mia percezione, è il giusto cappello di anni in cui insomma, il bellunese sta rialzando un po' la testa, insomma, sentendosi giustamente spesso emarginato dalle grandi direttrici, insomma, però devo dire si sta dando da fare, si sta tirando sulle maniche, ci sono molte pubblicazioni, molta attenzione, i giovani tornano alla montagna, insomma ci si prova. Detto questo però devo fare anche l'avvocato del diavolo. Lei sa che in Italia quando non si vogliono fare le cose si fa una commissione. A voi ne hanno fatto fare una grandissima? O speriamo di no, naturalmente. No, no, il pericolo c'è e ne siamo anche consapevoli, però siamo anche consapevoli che questo che abbiamo avviato è un processo prima di tutto culturale. Noi abbiamo voluto, fortemente voluto, un'ampia partecipazione. Potevamo fare una commissione interna, noi abbiamo un consiglio di 30 persone all'interno della magnifica comunità, e far partire tutto dall'alto. Invece abbiamo voluto veramente un coinvolgimento dal basso e siamo anche molto contenti che a questo processo abbiano accettato di partecipare moltissimi giovani. La scelta, per esempio, dei coordinatori dei tavoli, questi 14 tavoli avranno ognuno una persona che dovrà fare sintesi, dovrà guidare i lavori, eccetera. Non a caso questa persona l'abbiamo voluta e scelta fra i giovani innanzitutto, quindi la gran parte di questi tavoli hanno un giovane a capo, diciamo così, come coordinatore, e anche qui non era scontata questa cosa, perché si dice spesso che i giovani non vogliono partecipare, stanno ai margini, non si lasciano coinvolgere. Invece qui devo dire che abbiamo avuto una risposta veramente ottima e che è andata al di là delle nostre aspettative. Abbiamo coinvolto, devo dire, sin da subito anche nell'assemblea la consulta dei giovani del Cadore e loro sono stati un traino importante. Io sono convinto, insomma, che le premesse per fare un buon lavoro ci siano tutte e il pericolo che poi tutto rimanga così chiuso in un cassetto perché si parte da, da una sorta di commissione, lo riusciremo a evitare questo pericolo. Speriamo davvero che questa volta a pensare male non ci si azzecchi. Quindi buon lavoro innanzitutto. Detto ciò, i 14 tavoli sono raggruppati in 3 macro aree, di cui le dico onestamente 2 non le comprendo. Una che è Cadore Green, perché insomma per tutti il Cadore è il verde ed è la sostenibilità. E l'altro è il Cadore inclusivo, perché in una comunità montana mi pare voglio dire, un prerequisito l'inclusione e la solidarietà, mentre invece ci sta tutto, secondo me, Cadore digitale, perché è un problema di tutto il paese, figuriamoci in un'area marginale oggettivamente. Ecco, ma cos'è che potete o volete proporre su 2 temi come Cadore Green, dove mi pare stiate benissimo, e anche il Cadore inclusivo? Allora, queste sono effettivamente le linee di intervento che abbiamo individuato all'interno dell'Assemblea, diciamo le 3 linee di azione su cui dovranno in qualche modo confrontarsi queste idee progetto che usciranno dai tavoli. È vero, il Cadore è green per antonomasia, per così dire, ma noi dobbiamo saperlo comunicare questo, perché non tutti sanno che il Cadore può essere considerata, e noi la consideriamo, una delle aree più sostenibili, se non la più sostenibile del Veneto. In generale la montagna veneta, ecco, non vogliamo l'esclusiva, però
spesso la montagna non sa comunicare quello che ha, quali che sono le sue risorse e le sue bellezze, il suo patrimonio. Il Cadore Green è un patrimonio che però dobbiamo saper comunicare e anche preservare, quindi all'interno delle idee progetto si lavorerà anche su questo. L'altra cosa, il Cadore inclusivo, è vero, io vengo da un paesino che è il più piccolo della provincia di Belluno, dove ancora la solidarietà si percepisce, è reale, è fattiva fra le famiglie, fra le persone. Però non dobbiamo dare niente per scontato neanche da questo punto di vista. E quindi all'interno di questa idea di Cadore inclusivo, di transizione inclusiva, c'è da sviluppare tutta una serie di progetti che riguardano la lotta alla povertà. Diciamo, la situazione che ci lascia questa pandemia non è facile neanche per la montagna. Ci sarà il discorso sull'uguaglianza di genere, sulla qualità del lavoro, sul welfare territoriale. Noi soffriamo di mancanza di servizi sul territorio, come ripeto, tutta la montagna veneta, non siamo solo noi, ma dobbiamo saper proporre delle soluzioni che partano da noi stessi. Troppo spesso le soluzioni ci arrivano calate dall'alto, e allora anche in queste tematiche dove magari vista da fuori sembra che il problema non ci sia, magari partendo dal basso alcune cose usciranno e dobbiamo saper proporre delle soluzioni noi stessi. Lei ha già risposto alle due domande ancora che volevo farle prima di andare in conclusione, però allora gliene faccio un'ultimissima. Mi preoccupa quando voi parlate di servizi all'altezza per i turisti. Lei ha citato quelli per i residenti, ne avete davvero bisogno. Ma cosa volete fare? Cioè non è che vendiate l'anima al diavolo. No, assolutamente. Quello che lei ha letto e ha citato è uno dei temi che Sì, andremo certo. a esaminare all'interno. È chiaro che se abbiamo servizi per i turisti, questi sono anche servizi per i residenti, e a dire la verità, quello appunto è un piccolo frammento di quello che discuteremo. Sicuramente al primo posto ci saranno da esaminare i servizi per i residenti. Parliamo in quel tavolo di servizi pubblici locali e di prossimità, perché non vogliamo restringere il campo solo a quello che è il pubblico, ma anche al privato. In questo tavolo parteciperanno anche appunto associazioni del terzo settore e anche qualche imprenditore. Diciamo, la sinergia fra pubblico e privato sono convinto che porterà a delle idee, a delle soluzioni che poi starà a noi, a tutto il sistema territoriale cadorino e non solo, riuscire in qualche modo a realizzare. Ma quando parliamo di servizi per i turisti, parliamo anche di servizi per i residenti, naturalmente, perché la cosa è assolutamente intrecciata. Grazie Presidente, mi raccomando, difendete la qualità della vita che è una speranza per tutti noi. Grazie a Renzo Bortolotto, che è il Presidente della magnifica comunità del Cadore, alla vigilia di un importante avvio di un processo di partecipazione dal basso per individuare il Cadore del 2030, Green Deal Cadore. Grazie e buon lavoro. Grazie. A tutti voi e a chi ci ha voi. seguito. Ci si vede alla prossima.